Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 5 ottobre. Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 ottobre, un piccolo aereo privato Cessna con 5 persone a bordo, tutte di nazionalità ceca, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto Giovanni Nicelli del Lido di Venezia. Il volo proveniva dalla Cecoslovacchia ed era atterrato a Padova il 2 ottobre scorso. Dopo aver completato un volo nella giornata di ieri, l'aereo è decollato dalla zona di Cadoneghe attorno alle 12. Durante il volo, mentre sorvolava la campagna dell'Uppia e la laguna veneta, spingendosi anche oltre Pelestrina, il pilota ha evidentemente rilevato dei problemi tecnici. Questi problemi hanno costretto l'aereo a una discesa rapida e l'atterraggio è stato piuttosto problematico. Dalle immagini fornite dai vigili del fuoco si può notare che l'impatto ha causato danni significativi all'ala dell'aereo. Fortunatamente, nonostante l'atterraggio turbolento, sembra che tutti gli occupanti dell'aereo, sembra siano state 5 persone, abbiano riportato solo ferite lievi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e 2 ambulanze del servizio 118. L'atterraggio di emergenza è venuto con successo, evitando conseguenze ben peggiori. Gli inquirenti ovviamente staranno indagando sulle cause dell'incidente. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Non è passato molto tempo da quando abbiamo posto attenzione al parcheggio in via Niccolò Zeno, dove l'isola ecologica, leggermente discosta rispetto alla strada, sembra inviti ad abbandonare i rifiuti e la situazione oggi si ripresenta. Un paio di giorni fa c'erano state inviate immagini della situazione di sporcizia e degrado ravvisabile nell'area. Ieri siamo andati a vedere con i nostri occhi. La situazione è leggermente diversa dal giorno prima, solo perché qualcuno ha spostato i materassi gettati dietro uno dei bidoni, rendendoli invisibili agli occhi dei passanti, un po' come spostare la polvere sotto il tappeto, non si nota ma continua ad esserci. Non sappiamo se sia stato qualche cittadino schifato da tanto degrado o gli operatori di Veritas, in attesa di passare attrezzati meglio per la raccolta dei materassi soprattutto e del loro trasporto. Il rischio è che questi 2 materassi finiscano con il terzo, che da mesi si trova incastrato tra gli alberi senza che nessuno decida di spostarlo e portarlo altrove. Non si tratta solo dei materassi, l'area è effettivamente sporca, soprattutto sotto gli alberi dove si accumula di tutto, portato dal vento o gettato da mani poco zelanti. Sicuramente un'isola ecologica maggiormente in vista impedirebbe l'abbandono di ingombranti, ma non a tutti piacerebbe aprire la finestra di casa e trovare una simile teoria di bidoni. Il posto sarebbe però perfetto per l'installazione di videotrappole che nel nostro comune purtroppo sembra tardino ad arrivare. Basterebbe un maggior senso civico da parte di ognuno e la situazione sarebbe certamente migliore, e invece periodicamente torniamo a parlare di rifiuti abbandonati sul territorio clodiense. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo tanto abituati a non far caso a ciò che ci circonda che nessuna delle persone a cui l'ho chiesto si era resa conto che la recinzione del Parco degli Elci ha un angolo tutto divelto, ma forse le macchine che parcheggiano davanti ne ostacolano la vista e diventa facile che passi in secondo piano. Che sia da tanto o da poco tempo che sia successo non ha molta importanza, importanza invece che sia successo, che qualcuno abbia armeggiato tanto da ridurre la recinzione in quel modo, danneggiando una proprietà comunale dando la possibilità a chiunque di entrare nel parco e fare i propri comodi.
Il giardino è dedicato alle creature che vengono al mondo e già questo dovrebbe ammantarlo di un'aurea ad impedire che qualcuno compia gesti di poco rispetto. Sono state piantate negli anni innumerevoli piante, finalmente sembra che quelle che stanno crescendo adesso stiano prendendo forza. È un parco che necessita di molta cura, anche senza dover controllare eventuali intrusioni. Questo è un problema che può andarsi ad aggiungere. Sarebbe un parco bellissimo, anche se ad ora non vi si può accedere se non abusivamente dal varco aperto dai gnoti. Varco che va richiuso, investendo soldi pubblici che avrebbero potuto essere investiti in modo migliore e che invece vanno spesi a sistemare questi interventi vandalici. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Il Palazzo Municipale di Chioggia si colorerà di rosa prima e di rosa e azzurro poi in questo mese di ottobre in cui si vuole rivolgere l'attenzione a due tematiche importanti. Il tumore al seno prima fino all'8 di ottobre, poi dal 16 al 31 e poi per ricordare le giornate per la consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile dal 9 al 15 ottobre. Il rosa è il colore scelto dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la LILT, per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno e sulla sua diagnosi precoce. Si tratta di un importante appuntamento che si ripete ogni anno. Dal 9 al 15 ottobre il municipio si tingerà invece di rosa e azzurro a sostegno delle giornate per la consapevolezza sulla perdita perinatale infantile, iniziativa che l'amministrazione sostiene per il secondo anno. Questa è un'iniziativa che si tiene a livello mondiale per promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l'assistenza alle famiglie colpite dal lutto perinatale. Tocca nel profondo l'assessore ai servizi demografici Serena De Perini questa iniziativa che vuole essere vicina, in punta di piedi, ai genitori che tali lo sono comunque. Un segno tangibile di vicinanza alle famiglie colpite dal lutto, come afferma anche l'assessore ai servizi sociali Sandro Marangonna. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Una giornata di cordoglio quella di ieri, un susseguirsi di pensieri, di preghiere e di messaggi rivolti alle vittime e ai feriti del tragico incidente della Vempa a Mestre e ai loro familiari. Una tragedia immane che ha colpito il territorio e che sta lasciando un segno su molti di noi. Il cordoglio è giunto da tutte le forze politiche, dal sindaco Brugnaro al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dai consiglieri regionali del Partito Democratico che continuano a seguire l'evolversi della situazione, ad Erika Baldin che ha rivolto un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne impegnati nell'emergenza. Una parola di vicinanza alle vittime e ai feriti anche dall'amministrazione clodiense che ha parlato attraverso l'assessore Serena De Perini. Le bandiere ora sono a mezz'asta in tutti i comuni della città metropolitana fino al 6 ottobre, in segno di vicinanza a tutte le vittime di questa immane tragedia. Al cordoglio si unisce anche al completo il team di Chioggia Azzurra. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli €13 fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi sono la Jaccherin nella strada statale Romea e la San Marco in via Marco Polo a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it. Alla Cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza.
per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.